Ed ora diamo subito la linea al professor Andrea Rognoni. Grazie Giulio Cesare, buona Padania, buona Benacchi e buona Italia a tutti. Oggi inevitabile il riferimento alla cosiddetta Luneide, cioè tutto quello che riguarda la Luna 50 anni, anche se devo dire, ma è stata brava, lo ha fatto bene, Ilaria Preti mi ha preceduto un'oretta fa e di più, e ha detto moltissime cose che avrei detto anch'io, però ho 2 o 3 elementi ancora da aggiungere che possono risultare interessanti. Ma per obituario nella seconda parte questa volta, che di solito è nella prima parte, ma questa volta lo poniamo alla fine, 3 passaggi a miglior vita che sono Luciano De Crescenzo, Andrea Camilleri e la filosofa ungherese Agnes Heller, che tra l'altro è morta in circostanze equivoche, perché è andata a fare un bagno, ha detto a tutti i suoi amici a 90 anni di andare a fare un bagno nel lago Balaton, che noi visitammo 2 anni fa nel nostro viaggio in Ungheria, e non è più tornata dalle acque fangose del lago. Ma ha comunque una filosofa sicuramente importante, vale la pena commentare. Tra l'altro giunge anche la notizia adesso della morte di Saverio Borrelli, ma ovviamente non riguarda l'aspetto culturale, nel senso che comunque è stato un giudice che verrà commentata, la cui vita verrà commentata da altri, qui sicuramente su RPL, per intenderci il capo di Mani Pulite. Bene, sulla Luna, che cosa rimane? La domanda in pratica per una trasmissione di cultura è questa: che cosa rimane dopo 50 anni di quel viaggio che ora viene celebrato in tutte le salse, ovviamente attraverso i mezzi televisivi, se ne parla in maniera molto diffusa ed è anche giusto che sia così, perché diciamo l'avvenimento allora fu davvero molto importante ed ebbe una eco mediatica straordinaria. Che cosa rimane dal punto di vista scientifico? Poco, molto poco. La grande illusione di essere stati sulla Luna e di aver cambiato diciamo le leggi della vita umana, con la possibilità di andare o a vivere o a trovare qualcosa di importante per la Terra, non dico che sia crollato del tutto, però è venuto meno progressivamente col passare del tempo. Ancora i primi lustri dopo la scoperta si pensava che ci fosse la possibilità di utilizzare dati, ritrovamenti e quant'altro in maniera molto corposa, e non è un caso che poi, come è stato detto, si sia voluto preferire un altro pianeta, un altro oggetto celeste, che è Marte, su cui ora si punta tantissimo. L'ho detto anche ieri sera sulla 7 Nespoli, il Briançol astronauta che insomma non ci andrà su Marte, ma insomma collaborerà. E comunque che cosa rimane? Poco, assolutamente poco, per tantissimi motivi. La Luna è stata una delusione sul piano reale, e però è rimasto un grande evento mediatico, cioè effettivamente 50 anni fa io ero un bambino di 12 anni e quella sera, quella notte, mi ricordo, rimase in piedi tutta la città, o quasi tutta la città di Milano per esempio, ma penso che in altre città fu così. E poi sentendo le notizie di allora sul piano della diffusione dell'informazione e della reazione degli spettatori, ma anche di quello che poi viene riportato ancora oggi da molti, in tutto il mondo l'evento fu vissuto, l'evento mediatico, cioè appunto la ripresa televisiva
e il racconto dell'allunaggio fu vissuto in maniera molto forte, perché certo allora, l'abbiamo già detto altre volte in questa rubrica, c'era un'aspettativa enorme per tutto quello che riguardava la scienza, la tecnica, l'astronautica, la possibilità di creare nuovi mondi, la possibilità di un progresso illimitato che non poteva escludere anche la dimensione di altri pianeti o di altri oggetti celesti da raggiungere, magari sulla scorta anche dei sogni incubati dalla fantascienza, dalla letteratura fantascientifica. Non potevamo non pensarla così. Io mi ricordo, ero un bambino, ma si beveva questo modo di pensare, di vedere, ed è singolare per esempio il fatto che proprio allora il mondo fosse più unito nonostante i due blocchi est-ovest di oggi, perché oggi un evento di questo genere o simile non troverebbe lo stesso entusiasmo in tutto il mondo. Quindi paradossalmente dal polo sud al polo nord, dall'oriente all'occidente, dall'America alla Russia alla Cina alla Corea, a quello che allora potevano permettersi africani e alcune zone dell'Asia nel guardare la TV o comunque avere notizie, c'era molta più entusiasmo, e paradossalmente non è che non si detestasse l'America da parte di molti, però paradossalmente il fatto che l'uomo fosse arrivato sulla Luna faceva passare di secondo piano il fatto che fosse americano anziché russo e quant'altro, d'accordo? Quindi paradossalmente questo che cosa ha significato? Che comunque allora, 50 anni fa, c'era proprio una fiducia nelle risorse dell'umanità, un'unità di fondo al di là della diversità fra i blocchi, nello sperare da parte di tutti i viventi che le cose migliorassero. E certo poi erano i tempi in cui si credeva che la scienza potesse fare miracoli, poi a poco si è capito che la scienza è il prodotto di tante altre, come tante altre attività umane, di un cervello imperfetto. E certamente sulla questione dell'eventuale complotto e del trucco mefistofelico, diabolico da parte degli americani nel farci credere di essere stati sulla Luna quando potrebbero non esserci stato affatto, ho sentito anche prima l'intervento di un ascoltatore molto convinto appunto della menzogna e della presa in giro. Voglio ricordare ancora una volta la frase che il primo astronauta, mettendo il piede sulla Luna e partendo dalla Terra, mettendo il piede sulla Luna, disse: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. E qui a voler fare i cattivi, maliziosi, quelli che gufano, per forza signori, piccolo passo, perché non era la Luna ma la Death Valley, la Valle della Morte in California, quindi a pochi passi da Los Angeles e San Francisco. Piccolo passo dell'uomo, un grande passo dell'umanità. Pensate un po' se fosse vero. Oltre il danno la beffa, signori, perché gli americani ci avevano preso in giro e godevano nel prenderci in giro. Ora, io non credo, è questa seconda ipotesi, però arrivato a più di 60 anni vi assicuro, ho capito che molto di quello che noi sentiamo è menzogna, è pura menzogna. E i mass media hanno dilatato la funzione, il ruolo e la pervicacia della menzogna. Quindi io non mi sorprenderei se poi venisse fuori questa verità, anche se continuo assieme a Ilaria a non crederci, perché forse sono ancora un ingenuo nonostante tutto, sono deluso da tantissime cose, parliamoci chiaro. E secondo me molti ascoltatori, molti che mi ascoltate, che avete la mia età, siete anche voi delusi, perché avete capito
che tantissime realtà istituzionali, sociali, culturali ovviamente, mass mediatiche, sono figlie di un'unica parola: la menzogna. La menzogna, il trucco, l'inganno e la menzogna. E allora cosa facciamo? Consegniamo alla nuova generazione questo messaggio? Che tutto è menzogna? Non possiamo, perché andremo contro il principio educativo dell'educazione stessa, cioè quella di dire: cerchiamo di costruire un mondo migliore. Nel senso che se noi partiamo già dall'idea che tutto è stata menzogna, tutto è stato falsità, risulta difficile convincere un giovane che si possa davvero costruire qualcosa. Ma secondo me i giovani di oggi, lo dico ovviamente anche da insegnante, hanno capito, a volte più degli adulti, che c'è tanta fuffa in giro, c'è tanta menzogna, c'è tanto trucco. E allora chiudo sulla Luna, perché la seconda parte è intensa e complessa, sui morti, ma dico, pensate all'archetipo della Luna. La Luna in astrologia, in psicologia, in simbologia e in letteratura è il simbolo dell'immaginazione. Quindi non poteva esserci, non poteva verificarsi qualcosa che avrebbe davvero cambiato la scienza, perché tutto l'argomento Luna doveva per forza rimanere fonte primaria del serbatoio dell'immaginazione umana. Pensate a quante opere letterarie e artistiche, visto che questa trasmissione si chiama Arte Nord, sono state ispirate alla Luna. Anche Van Gogh ha fatto un quadro che contraddice altri quadri basati più sui campi di grano e quant'altro, in cui ci descrive il cielo, la formazione del cielo. Allora, la Luna rimane il simbolo della femminilità, dell'immaginazione, dell'umore e della sensibilità. E chiudo davvero su questo argomento: questo simbolo è il simbolo più profondo della realtà umana, perché tutto quello che viene chiamato scienza è, secondo me, il frutto comunque dell'immaginazione del nostro cervello. Non dico che non sia vero quello che ci dice la scienza, ma è vero nella misura in cui noi siamo riusciti a capire che va usato come verità, che orecchie per intendere intenda. De Crescenzo, Camilleri sono due rappresentanti del sud verace. Hanno avuto un'enorme fortuna. Mi ricordo negli anni 80-90 De Crescenzo era uno degli autori più letti, non solo per Così parlò Bellavista, che poi è tradotto in un film secondo me non troppo felice, ma il libro è interessante e significativo, ma anche per la storia della filosofia e della mitologia, che lui da ingegnere, io mi sono fatto una convinzione: gli ingegneri, per legge della compensazione psicologica, vedete l'importanza della psicologia, sono bravissimi a immaginare in ambito artistico, letterario e culturale qualcosa di lontano dalla realtà, è perché devono compensare il loro attaccamento eccessivo alle cose concrete. E De Crescenzo era un ingegnere di una delle più importanti, non facciamo pubblicità, più importanti aziende italiane. De Crescenzo seppe raccontarci, più che la storia della filosofia, io me la sono letta perché ho letto tante, adesso arriveremo anche alla morte di una filosofa. Andrea, ti fermo, abbiamo ancora 10 minuti in tua compagnia e un'ascoltatrice per te, Emilia da Como. Benissimo. Pronto Emilia? Pronto, buongiorno dottor Magnani. Sì, dottor. Salve. Intanto ne approfitto per fargli i saluti. La sua trasmissione è sempre interessante. Adesso, visto che ha toccato l'argomento Luna, ho visto anch'io ieri sera su 7
e va bene, a me piace sentire dopo tutte le sue spiegazioni. Pensi che io avevo il disco, quindi l'ho sentito, me l'hanno regalato e ho sentito spesso e spesso più volte tutta la famosa serata, ecco, diciamo. Sì. E Bene. poi volevo dire che adesso che sta parlando di Camilleri, che anche Camilleri è sempre stata, sa che io sono una partita del dialetto, Sì? quindi ho diversi libri di Camilleri e mi è sempre piaciuto. Certo, Ecco. certo. Adesso ci arriviamo. Grazie del contributo e dell'intervento, Emilia. Sì, perché le sue trasmissioni sono sempre interessanti. Grazie. Allora, finiamo su De Crescenzo, poi passiamo a Camilleri. De Crescenzo era Napoli a un livello culto, quindi lui sicuramente sia per formazione sia per interesse era in grado di accedere a una dimensione molto culta, partendo però dalla conoscenza del tessuto popolare e ce lo dimostra in Così parlò Bellavista e in tanti altri poi tante altre robe. Perché la mitologia, cioè il modo con cui raccontava anche in televisione, ma ovviamente partiamo dai libri, la mitologia greca o romana, ma soprattutto greca, lui era molto bravo, perché sapeva tradurre un discorso che alla fin fine è piuttosto cerebrale, perché sì, racconta le gesta degli eroi, però va capito a livello anche filosofico. Lo racconta in maniera da risultare divulgativo. Ecco, questa era la forza di De Crescenzo. E per la filosofia è meno convincente perché lui si capisce che non era un filosofo puro, quindi quando lui doveva trattare, non so, il rapporto fra spirito e ragione in Hegel, scivolava un po' De Crescenzo. Ma questo non vuole essere un'osservazione cattiva, sicuramente un personaggio vulcanico, capace di addentare tantissimi cibi culturali. Ha fatto la sua epoca, si è legato, secondo me non completamente a ragione, con il giro di Arbore, che diciamo interessante sul piano dello spettacolo, però per certi aspetti squalificante dal punto di vista politico e culturale. Questa è un'idea mia, ma anche qui non c'è cattiveria. De Crescenzo è rimasto sulla cresta dell'onda fino a quando poi purtroppo una specie di malattia degenerativa lo ha tolto un po' dal mondo visibile, e però è rimasto nella memoria e sicuramente rappresenta uno degli spunti come personaggio e come argomentazione più interessanti della storia letteraria, soprattutto del sud e italiana in generale. Camilleri, giudizio su Camilleri non può che essere buono dal punto di vista tecnico, quel mixage tra lingua locale, che diceva la nostra Emilia, tra lingua locale siciliana e italiano è strepitoso perché crea una nuova lingua. A dire la verità c'era già riuscito al nord Gadda, Carlo Emilio Gadda, l'aveva già fatto al nord, ma poi di Gadda ci si è dimenticati. Camilleri ovviamente nasceva dal teatro, quindi ogni suo giallo di Montalbano era scritto in funzione teatrale, quindi grande capacità di cattura dell'attenzione di chi legge, pur non senza difficoltà, perché il linguaggio a volte questo linguaggio nuovo era così ardito da non risultare digeribilissimo. Sul piano politico Camilleri ha sbagliato tutto, cioè è il modo con cui lui difendeva certe posizioni che sono cioè tanto era lucido, tanto era pacato nell'analisi intellettuale quanto umorale, passionale in senso eccessivo, scorbutico e isterico nel giudizio politico, e questo è venuto fuori sui giornali negli ultimi giorni dopo la morte, anche se questo non intacca minimamente la bravura e l'originalità dello scrittore. È anche vero che, come è stato notato da Aldo Cazzullo sul Corriere, la fortuna che ha avuto, cioè l'eco mediatico e la fama che aveva raggiunta, è imparagonabile con altri scrittori, perché se De Crescenzo già non aveva la stessa fama, ma se diciamo viene a morire uno scrittore anche importante e bravo,
purtroppo non essendo conosciuto dai profani, cioè da chi normalmente non legge tanti libri. Invece questi tutti conoscevano Camilleri, anche perché intervenne in televisione, c'è stata la fortuna uno sceneggiato di Montalbano e quant'altro. Quindi voi capite bene che non si misura la bravura di uno scrittore dalla fama e dalla gloria, non è così, non funziona così. Con tutto questo certamente Camilleri è stato fra i migliori autori italiani in senso lato, nella fattispecie come De Crescenzo Ausonico, anche se il cavallo di battaglia di Di Crescenzo era Napoli e quello di Camilleri la Sicilia, due terre affascinanti e al tempo stesso inquietanti per tantissimi motivi, ma loro l'hanno saputo interpretare nella maniera giusta, per questo che hanno avuto successo, no? E poi le classifiche lasciamole sempre ai posteri. È morta nelle ultime ore Agnes Heller, è stata una filosofa molto interessante della scuola di Lukács, il marxista che poi divulgò il marxismo in Oriente, ma l'aspetto più interessante, ve lo dico subito, dopo l'annuncio di una morte molto misteriosa, perché Agnes, novantenne, soffriva tanto il caldo, e decide di immergersi ieri nelle acque del lago Balaton e non riemerge più. Che ci sia l'ombra del suicidio, non lo so, ma sicuramente la morte di una filosofa, questo tipo di morte che ci ricorda la Luna, vedete che tutto si collega perché la Luna è anche il simbolo delle acque, no? È un po' un voler ritornare alla placenta materna, al mare degli ungheresi, insomma, a quella fonte che per loro è l'unica acqua possibile, il lago Balaton. Lei era di origine tedesca comunque e ha sostenuto la teoria dei bisogni radicali, cioè il suo tipo di marxismo non era proprio ortodosso, ma parteva dall'idea, contrariamente a quanto aveva detto Marx, che non ci sono solo i bisogni di tipo economico, perché ci sono dei bisogni radicali di tipo affettivo, il sesso, l'amore, l'amicizia. Allora, un vero marxismo, un vero socialismo, non lo chiamava neanche più lei comunismo perché aveva avuto la delusione dei fatti del 56, no? Che aveva vissuto in prima persona, Agnes Heller. Il vero socialismo deve riuscire a soddisfare questi bisogni, non solo l'uguaglianza sociale, il riscatto dei lavoratori, cose tutte molto importanti ma che in realtà non soddisfano completamente i bisogni primari della specie. Quindi soltanto un socialismo così, ecco il messaggio che ci lascia questa filosofa Agnes Heller, solo un socialismo così potrà avere successo. Purtroppo, chiudo, non ha capito il fenomeno Orban. Non ha capito il fenomeno Orban perché lo ha criticato, ha detto che si tratta di un dittatorello di provincia e queste cose qua. Spiace, e fa eco questo discorso a Camilleri, al giudizio politico di Camilleri su Salvini, spiace che queste persone non abbiano capito che alcune delle esigenze che loro stesse ritengono fondamentali possono essere soddisfatte soltanto da una società realmente giusta, che si basa su una vera giustizia, su una vera sicurezza. E quindi nel loro piccolo, secondo me, dico nel loro piccolo perché ancora non abbiamo la conferma definitiva, ma sono convinto che arrivi. Orban e tutti i sovranisti della terra stanno andando nella direzione giusta. Caro Andrea, siamo arrivati ai saluti. Benissimo. Io vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stato chiaro nell'argomentare i miei concetti. Viene sempre l'eco beffardo di quelle parole, no? Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Vedete un po' se Pulcinella alla fine non avesse davvero anche un po' di ragione. Un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord.